In 3 minuti il TG del quotidiano La Nazione Siciliana. Dalla Sardegna una lezione anche per la Sicilia. La sinistra ha vinto in Sardegna e nel centrodestra ora cominceranno le polemiche. Ma se vai alle urne senza passione, senza un sogno, una speranza da offrire agli elettori, le tue possibilità tendono ad azzerarsi. La sconfitta del centrodestra in Sardegna deve far riflettere il centrodestra siciliano. Litigando si perde, dando per certa la vittoria si perde, pensando solo alle nomine e alle spartizioni si perde, sottovalutando l'avversario si perde e si perde senza un progetto nel quale la gente possa credere. Ma quante DC ci sono? Il simbolo della DC con il quale Cuffaro intende quasi certamente presentarsi alle prossime elezioni europee rischia numerosi ricorsi. Nel mercato elettorale italiano ci sono altre democrazie cristiane che rivendicano la loro presenza ed esistenza. Non hanno i risultati elettorali della democrazia cristiana cuffariana, ma si presentano lo stesso. La democrazia cristiana con Rotondi ha presentato proprie liste in Sardegna, si è fermata allo 0,3% ma era presente, e poi vi sono tante altre DC. Cuffaro, se intende presentarsi alle europee con il simbolo storico, avrà un gran bel da fare a gestire le concorrenze delle altre democrazie cristiane. Gli ospedali di Siracusa e Gela si faranno, ovviamente. Dal presidente Schifani arriva la conferma che l'ospedale di Siracusa e quello di Gela si faranno. Sulla realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa, ha detto ieri Schifani, andremo avanti con uno stanziamento aggiuntivo di 100 milioni di euro. Per la copertura della parte restante di 47 milioni si ipotizza di usare il ribasso d'asta o lavorare ad un progetto di finanza per i servizi di supporto. Nel corso della visita Schifani ha annunciato che anche Gela avrà il suo nuovo ospedale. Stato di emergenza incendi, ok da Roma. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato, su proposta del ministro Musumeci, lo stato di emergenza per 12 mesi nelle province di Catania, Messina, Palermo e Trapani, a seguito dei gravi incendi del luglio scorso. Il provvedimento è stato reso possibile dopo che la regione siciliana ha ottenuto a dicembre dai comuni interessati e trasmesso al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile la nuova documentazione necessaria alla quantificazione delle risorse da definire. Lo stanziamento previsto è di 6 milioni e 100 mila euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Interventi per la zona industriale di Catania. Ieri incontro operativo al Pala Regione di Catania sugli interventi necessari per la zona industriale. Presenti l'assessore regionale alle attività produttive Edita Maio, il sindaco Enrico Trantino, il commissario IRSAP Marcello Gualdani e i rappresentanti delle associazioni datoriali. Nella zona industriale di Catania si produce una percentuale importante del PIL di tutta la nostra isola, ha detto l'assessore Tamaio. Occorre ridare alle tante aziende presenti un sito consono alle loro esigenze. Depuratore IS di Priolo, insediato il tavolo tecnico. Il presidente Schifani ieri a Siracusa ha insediato il tavolo tecnico per l'attuazione degli interventi di adeguamento del depuratore consortile IAS di Priolo Gargallo. Con il decreto del 3 febbraio 2023 l'impianto di Priolo è stato dichiarato di interesse strategico nazionale. Lo stesso decreto ha previsto di realizzare il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente. Oggi è tutto per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana. Trovate gli articoli completi su www.lanazionesiciliana.eu.